vittoria più importante fino a questo momento della tua carriera sulle CIASPE? Sì, sicuramente sì, è stata una bella battaglia nella prima parte, poi come dicevo nella prima parte la discesa è stata una caduta, poi sono riuscito a recuperare e da lì ho spinto forte fino all'arrivo. Sono riuscito ad arrivare da solo a braccia alzate con la ciaspola in mano perché negli ultimi 100 metri una l'ho persa. È stata un arrivo particolare che non è mai successo. Adesso prossimamente il team VAL Sperino ci darà la possibilità di andare ai mondiali in Svezia, quindi sicuramente sarà il mio prossimo appuntamento più importante e cercherò di fare il meglio possibile. Speriamo bene.